praticamente stasera presentiamo un mio lavoro. Questo non è un libro edito ancora, è un progetto editoriale. E praticamente si tratta di una serie di racconti che ho scritto negli anni della vita universitaria, grosso modo da degli anni 2000 praticamente, da inizio degli anni 2000 fino al 2007-2008. A cui si aggiungono altri racconti scritti più recentemente. Insomma, alcuni sono stati rivisti e altri appunto pubblicati, scritti ex novo. Devo ringraziare Luciano Pulerà che sta qui a fianco e che mi ha aiutato a portare a termine questo lavoro, e a cui do la parola per l'introduzione. Prego. Va bene, allora io ringrazio l'amico Saverio che ha voluto, insomma, così che dicessi io un po' queste brevi mie considerazioni, perché saranno tali, e mi aggiungo ai saluti e al benvenuto sempre dell'autore ai presenti. Diciamo che questa è un'opera che nasce un po' da alcune chiacchierate nel corso di momenti e anche di momenti di socialità tra di noi, che potevano essere cene, che ne so, aperitivi al bar, in cui si parlava e si parla tuttora fra studenti fuori sede che comunque ormai da anni abbiamo finito con l'università e che siamo comunque legati da una matrice comune e uno stile personale dell'autore, e su questo insomma poi ci si renderà conto leggendoli, ma uno stile che non nasconde la conoscenza di autori, di correnti letterarie che comunque fra le più importanti della nostra letteratura dell'8 e 900, che vanno da una matrice verista a un neorealismo della seconda metà del Novecento, che poi vabbè diede adito anche a diverse ispirazioni cinematografiche. Il libro di Saverio è il racconto di quello che una generazione intera penso abbia fatto e ha dato in qualche modo anche all'esterno. Purtroppo quella generazione non c'è più, o meglio non ha più gli anni che aveva all'epoca, e le esperienze che Saverio racconta penso siano quasi del tutto irripetibili per gli studenti fuori sede che arrivano a Roma ora, quindi i racconti di Saverio penso siano anche in qualche modo storici, e anche per questo è ancora più importante questo testo, perché appunto racconta un'esperienza che non aveva Facebook, di una generazione che non aveva ancora Facebook, che non aveva ancora una serie di strumenti di cui sono dotati i ragazzi fuori sede che vengono a studiare in città oggi. Proprio adesso che l'università era in subbuglio, doveva studiare per un esame di metodologia della ricerca sociale. Indicatori, indici e variabili dovevano conciliarsi con l'attività del movimento, che inevitabilmente lo trascinava in quei momenti, nonostante fossero arrivati tutti gli esami tosti del corso che, come tutti facevano, avevano lasciato alla fine. Il movimento era passato alle case dello studente nelle assemblee che si erano tenute era stato deciso di occupare. Il giorno prima era stata occupata sia la direzione che la mensa della casa dello studente, nel quartiere dove viveva. Avevano fatto irruzione bussando ripetutamente e costringendo gli impiegati ad uscire fuori e a lasciare le chiavi. Ma che cazzo stare a fa'? Aveva detto il direttore. Luciano e Antonio avevano appeso al balcone una bandiera rossa e le ragazze del collettivo si erano infuriate perché il movimento doveva essere apolitico. Poi avevano fatto irruzione immensa e i cuochi si erano resi disponibili a collaborare, fornendo per quel giorno un pasto gratis e lasciando poi agli studenti l'autogestione per quella sera e i giorni successivi. Entrò nel cortile e al posto del solito vigilante con l'aria scocciata c'era un fuorisede di sua conoscenza, mozziconi di sigarette qua e là, i prati invasi dalle ortiche, sulla cima dell'albero erano rimaste appese delle buste di plastica cadute dagli appartamenti. I lavoratori delle pulizie con la divisa blu trascinavano sacchi di immondizia. Appeso al balcone dell'appartamento di Angelo, un suo amico punk,
vide il manichino impiccato che di solito teneva accanto all'armadio vicino al letto. Era una specie di alter ego, somigliava in tutto e per tutto a lui, anche per come era vestito. Una vecchia giacca verde, pantaloni jeans strappati, un mocio che ricordava bene i suoi capelli lunghi e ricci.